Soffre per buona parte del primo tempo il Matera, sembra andare incontro a un pericoloso rovescio in un ambiente saturo di insoddisfazione e pronto alla contestazione. Rischia grosso e subisce i rossi della Lodigiani. Poi ha un colpo di reni quando il risultato sembrava dovesse rimanere inchiodato sullo 0-0 e in camera una preziosa vittoria sulla squadra romana, più organica e spavalda con il suo tridente offensivo. E subito brivido sugli spalti per quel che mette in mostra la Lodigiani. In apertura occasione propizia per Mattecari, ma la conclusione è innocua. Poi gran botta di Romualdi dai 25 metri e valida risposta di Bruno. Ancora i romani in attacco, ci prova Mattecari sul rovesciata, ma Bruno non si lascia sorprendere. Nel Matera note positive solo per i difensori, dopo che Di Benedetto ha rivoluzionato i ranghi per 5 undicesimi. E ancora alla ribalta il portiere Lucano, stavolta di piede, in anticipo su Marino. Una mezz'ora difficile per i padroni di casa, c'è poi un discreto ritorno, ma Spilli non sa approfittare di uno sbantamento collettivo degli avversari, a seguire una stangata di Bitetti al volo, neutralizzata da un ottimo Bordone. Fin qui il primo tempo. Ripresa con il Matera più determinato, due buone occasioni per i biancazzurri, prima con Bressi, poco dopo con il terzino Italia. Sfiora il gol Vermiglio con un calcio piazzato e a metà tempo Matera in vantaggio. Calcio di punizione di Landonio, deviazione sulla barriera, palo e portiere fuori causa. Pannitteri stavolta non può proprio sbagliare ed è un gol che manda via la crisi dal clan biancoazzurro. Il finale è tutto della Lodigiani, ma per il portiere Bruno nessun problema. Attacchi senza conclusioni, con la difesa biancoazzurra, col supporto dei centrocampisti, decisa a salvaguardare la terza vittoria della stagione. Una vittoria che allontana una crisi latente e un lungo periodo di astinenza. Sono venuti qua per vincere perché insomma il Matera era una squadra in crisi, ma in crisi di risultati, non per quanto riguarda il gioco e il carattere che effettivamente questa squadra ha dimostrato. Sicuramente oggi era una partita difficilissima, avevamo un avversario in più che era il campo, giocare in queste condizioni, col campo in queste condizioni, per una squadra che deve attaccare è molto più avvantaggiata che un campo squadra in una che condizione pietosa, direi, ma impossibile per far gioco. No, non si può giocare assolutamente, se il pubblico si va a fare una passeggiata in campo si rende conto che è impossibile giocarci.